E alle 16 in punto siamo tornati in diretta di sabato pomeriggio e passiamo subito la parola a Sapori di Cinema con Graziano Marraffa. Buonasera, bentrovati e proseguiamo questa nostra carrellata sulla storia del cinema italiano oltre il neorealismo. Siamo ancora nel secondo dopoguerra, 1948, e esordisce alla regia Luigi Comencini, un maestro del nostro cinema con Proibito rubare, un film molto particolare che ricostruisce le vicende degli scugnizzi napoletani che vengono reclutati da un giovane sacerdote interpretato da Adolfo Celi, questo grande attore all'epoca agli esordi. È un film appunto che si occupa di queste storie dedicate all'infanzia che diventerà poi una costante nel cinema del maestro Comencini. Proseguiamo con Campane a martello, un film di Luigi Zampa con un protagonista sempre nel ruolo del sacerdote che è Edoardo De Filippo e le giovani attrici Gina Lollobrigida e Yvonne Sanson, una vicenda di prostitute che vengono reinviate con foglio di via al paese di origine, in questo caso nell'isola di Ischia, e scopriranno che i loro risparmi che sono stati inviati con fiducia al sacerdote negli anni precedenti sono stati destinati appunto alla istituzione di un orfanotrofio. Quindi in questo cinema ci sono sempre delle vicende umane fortemente esaltate nel rispetto anche dei personaggi trattati e raccontati. Nel 1949 invece abbiamo il primo ruolo drammatico affidato all'interpretazione di Totò nel film Yvonne la Nuit, con Olga Villi protagonista, è diretto da Giuseppe Amato, che poi diventerà uno dei più grandi produttori del nostro cinema, realizzerà tra l'altro la coproduzione della Dolce Vita di Federico Fellini. In questo caso una storia ambientata dietro le quinte del teatro di varietà, all'epoca della Prima Guerra Mondiale, e sottolinea anche con dei toni da melodramma le vicende di una canzonettista che poi avrà un figlio con un ufficiale di cavalleria. Oltre questo genere di film si valorizza ancora di più il tema melodrammatico in Catene di Raffaello Matarazzo, un film celeberrimo con la coppia Amedeo Nazzari e Yvonne Sanson, che darà l'avvio a tutta una serie di film molto simili prodotti dalla Titanus nel decennio a seguire. Qui tra l'altro sono esaltate le vicende personali di un operaio che poi sarà costretto anche ad emigrare e scoprirà un paventato tradimento da parte appunto della moglie, nonché madre di famiglia. Il tema dell'emigrazione diventa anche il protagonista principe nell'anno successivo del Cammino della Speranza di Pietro Germi, con Raff Vallone ed Elena Varsi protagonisti, dove questi contadini della Sila trovano la forza e il coraggio di attraversare tutta l'Italia per andare a lavorare nelle miniere su al nord. Un altro capolavoro del nostro cinema che fu scritto tra l'altro in sede di sceneggiatura da Federico Fellini, Tullio Pinelli e lo stesso Pietro Germi. Usciamo dal neorealismo l'anno successivo, nel 1949, con Domenica d'agosto di Luciano Emmer, un film dall'impianto corale interpretato da giovani emergenti, tra i quali Franco Interlenghi e un giovanissimo Marcello Mastroianni, per l'occasione doppiato da Alberto Sordi, ed è un film che segna il confine tra lo stile neorealista e la futura commedia all'italiana che diventerà il genere principale del cinema italiano. Graziano Marraffa, presidente dell'Archivio Storico del Cinema Italiano. Graziano, io lo so, tu sei l'impeccabile, buono, fai il tuo senza disturbare, ma ti volevo chiedere una cosa che mi hanno chiesto e quindi a mia volta ti rivolgo la domanda. Volentieri. Come ti è venuto in mente di così creare questo archivio del cinema storico italiano? Da dove è nato? Ma è nato da una passione personale e anche dal aver intuito
molti anni fa, che c'era una lacuna da colmare, cioè conservare i materiali, le testimonianze documentali del nostro cinema ad ampio raggio, ricoprendo possibilmente tutte le categorie, dalle pellicole ai manifesti, alle foto di scena, ai documenti storici, le sceneggiature e quant'altro. Che poi tu raccogli personalmente tutto, tu ti metti lì e in qualche modo proprio ad archiviare tutto quello che trovi, che poi Catene devi sapere che è una delle mie fonti di ispirazione per l'emigrante, lo giuro, infatti adesso che l'hai portato e quando l'ho visto nel materiale che avevi preparato, dico è arrivato il mio film, perché da bimba non so quante volte ho visto sto Catene che lo passavo in una continuazione, che è quando sei piccolino vedi questo film, come dire, in qualche modo ti traumatizzi pure un attimo. Sì, erano film anche molto duri, c'era il sentimento ma c'era anche molta durezza. Tante lacrime. Grazie per essere stato con noi, grazie per la tua precisione, e da una rubrica passiamo a un'altra rubrica con l'oroscopo Massimo Bomba. E io prima di andare via devo fare come le zanzare. C'è un pezzo di Emma Marrone che dice come le zanzare, sto lì che ti devo in qualche modo scocciare. Sì, tu stai ferma che io t'accido con questo. No, perché io, l'oroscopo è riduttivo, allora io ogni volta lo voglio ripetere, che tu sei stilista, giornalista, studioso di segni di simboli. Ecco. Questo l'hai fatto quando? Questa è la verità, no, è sempre lo stesso al quale io aggiungo. Aggiungi però, lo voglio far vedere, perché se no, guarda, l'hanno già visto? Sì, gliel'hai fatto già vedere. È sempre lo stesso? No, io mano a mano aggiungo e cambio i movimenti dei pianeti. Per esempio stasera c'è la luna piena nel tuo segno. Che è del Toro, io sono del Toro, ricordiamolo, terza decade sono io, perché soltanto il 12 maggio è terza decade. Sei verso la fine. Infatti ancora non hai avuto completamente l'effetto di Giove. Comunque per la cronaca facciamo questa dichiarazione pubblica che io il tuo oroscopo non te l'ho mai fatto in effetti. No. Ho solo saputo che sei del Toro e sulla base di quello già ti ho dipinta. Di verde. Speranza, di speranza. Hai visto che quest'anno effettivamente voi del Toro siete proprio sotto i riflettori, perché vedi, ci sono appunto alla lettera è metaforica. Io quest'anno, oramai da un paio d'anni, non sono mai uscita dai riflettori, sono sempre là, infatti mi sono abbronzata. Ti lascio al tuo spazio e mi raccomando, trattami bene. Sì, dopo tanta compostezza della rubrica di Graziano Marraffa, adesso sono io che sono più, come dire, estemporaneo. Io ti lascio, Va bene, tranquilla, tanto poi la luna rimane là, la luna è là, anzi la luna la dovremmo vedere questa sera, che per fortuna è una bella giornata, quindi si dovrebbe vedere bene. Comunque invece facciamo prima la solita carrellata di tutti i segni e poi vediamo se portiamo avanti questo discorso dell'interpretazione di un oroscopo personale in modo da far capire sempre questa vastità di argomento, perché è un argomento di una vastità incredibile e nonché, secondo me, estremamente affascinante, nonché estremamente utile, perché è veramente una specie di aiuto al ragionamento, aiuto all'intuizione, ecco, anzi è una riscoperta di queste capacità intuitive, percettive, che poco sono considerate nel nostro mondo, ma invece hanno un peso enorme. Le sensazioni, le emozioni non sono calcolate, è calcolato solo appunto il potere dei soldi, il potere effettivo, ma questo invece saper capire che esiste anche questo mondo interiore, questo mondo più complesso, più occulto, non a caso si dice occulto, può rivelarsi estremamente utile. Comunque, prima facciamo la carrellata sulla situazione attuale. Dunque, abbiamo l'Ariete che è in una fase abbastanza... Non ci sono particolari elementi per l'Ariete, perché giusto all'inizio settimana, cioè lunedì, che la Luna passerà in Gemelli, quindi c'è un po' di aria fresca, un po' di novità. Ma grossi aspetti per il segno non ci sono, quindi se uno è puro Ariete, a meno che non abbia dei pianeti nel Toro, allora cambia la storia.
Però l'Ariete puro non ha grossi movimenti, non ci sono grosse novità. È un periodo che si può lavorare tranquillamente senza troppi scossoni. I tori invece, appunto, che stasera hanno una bellissima luna piena, però proprio nati nella prima decade, perché è nei primi gradi del segno, perché appunto fa l'opposizione con il Sole che è nei primi gradi dello Scorpione, perché voglio ricordare, perché delle cose estremamente banali spesso non le sappiamo perché le diamo per scontate. Io per capire certe cose ci ho messo 30 anni, figurati, insomma, non sono molto sveglio. Ma la luna piena esattamente fa un'opposizione perfetta con il Sole. Quindi quando in un oroscopo noi vediamo che c'è un'opposizione tra il Sole e la Luna, questo significa che quella sera, quel giorno, c'era la luna piena. Ecco, io ci ho messo tempo per capirlo, perché non è sempre queste cose che sembrano banali, sembrano ovvie, sembrano scontate, ma se uno non si interessa di quel preciso argomento, spesso gli sfuggono. Il Toro però è in una fase un po' strana, c'è Giove, ma Giove purtroppo è retrogrado e quando i pianeti sono retrogradi, insomma, diminuiscono il loro influsso positivo, diventa un po' una cosa strana. Giove è sempre positivo, però comunque è retrogrado, quindi gli effetti espansivi sono diminuiti. In più adesso i pianeti sono tutti nello Scorpione, perlomeno 3, il Sole, Mercurio e Marte. Al che la cara Gio, bisogna stare calmi, perché ci si potrebbe anche confondere le idee, si potrebbero prendere delle sviste, si potrebbe essere troppo nervosi. Le cose potrebbero andare bene perché state costruendo molto, però con questa opposizione i vostri collaboratori non potrebbero essere all'altezza di quello che state programmando e facendo. Mettiamola così, ecco, come ipotesi. I Gemelli cominciano la settimana invece con la luna di transito, quindi potrebbero esserci delle novità, delle curiosità. Potrebbero essere particolarmente svegli mentalmente. Potrebbero avere delle visite, delle notizie da parte di donne, perché comunque la Luna è un pianeta femminile. I nati nel Cancro dovrebbe essere una settimana buona e proficua, perché i pianeti nello Scorpione fanno un aspetto positivo. Venere sta transitando nella Vergine e quindi sono tutti aspetti positivi con il Cancro. Giove sta nel Toro, insomma, molti aspetti dissonanti praticamente non ce ne sono. Poi arriverà la Luna in settimana e ci saranno ulteriori novità, ulteriori possibilità, diciamo, che ci siano eventi, che ci siano... la Luna rappresenta anche il successo, la popolarità. La Luna rappresenta le masse, quindi spesso quando c'è la Luna che passa in un certo momento può significare per esempio un'intervista, un evento che ha un successo, un matrimonio, un qualunque evento che però ha una certa risonanza di pubblico. Ecco, c'è una risposta del pubblico. Il Leone, insomma, deve stare tranquillo perché non ci sono particolari cose negative, però i pianeti nello Scorpione e nel Toro creano ostacoli, creano nervosismo. Il Leone deve agire da solo, perché è un segno che è abituato a dominare, è abituato a risplendere, ama la corte, no? Come il simbolo ci spiega, perché l'astrologia, che è una somma di simboli, ci fa capire che i simboli non sono altro che delle informazioni, non sono niente di strano, sono informazioni. Quindi anche queste immagini così belle, mitiche, allegoriche, ci spiegano delle attitudini di noi, della nostra personalità, del nostro carattere. Il Leone ha bisogno di essere circondato, di essere, come dire, difatti anche un po' insicuro a volte, ha bisogno di essere rassicurato, ha bisogno di sentirsi circondato da gente che lo stima e da gente che collabora. Però ecco, in questo momento, visto che i pianeti stanno nello Scorpione e nel Toro e quindi fanno un aspetto negativo, siano cauti, ecco, non si fidino troppo, le cose se le controllino anche loro. La Vergine sta godendo del transito di Venere, che non c'è niente di meglio.
l'ho detto e l'ho scritto anche nell'oroscopo che ho pubblicato sullo speciale, per chi lo vuole andare a leggere insieme ai miei articoli che approfondiscono l'argomento. Sono articoli che parlano anche dei miti, fanno un'analisi di personaggi storici secondo anche un'analisi astrologica che ci può aiutare a capire anche dei comportamenti. E siccome i personaggi storici sono oramai, li conosciamo tutti, e quindi possono essere un bel come dire, parametro per valutare che significano certi aspetti di un dato segno. E quindi la Vergine sta godendo di questo transito e sta bene. E gli antichi dicevano che quando Venere ci tocca un punto, ce lo migliora, ci fa stare bene di salute, ci aiuta, ci migliora tutto, proprio uno stato di benessere, e quasi quasi si aggiustano anche le cose ingarbugliate che sono intorno a noi, perché quando noi siamo più sereni dentro di noi, evidentemente questa serenità la emaniamo e riusciamo a relazionarci meglio anche con il circostante. La bilancia è anche lei in fase abbastanza neutra. Sarà un inizio settimana più vivace grazie al fatto che la Luna passa nei Gemelli e quindi ci sono queste novità, c'è questa vivacità. La bilancia deve aspettare un po' perché appena arriverà Venere rinascerà. Avrà un periodo d'oro in cui farà tante cose, non ci sono particolari aspetti negativi, quindi passando Venere, che è anche il suo astro guida, probabilmente faranno tante cose e le faranno bene. Lo Scorpione è al centro del transito della corte planetaria perché ospita il Sole, ospita Mercurio e ospita Marte, quindi diciamo che sono agguerriti, sono proprio agguerriti, o come dicono a Palermo, arraggiati. Gli Scorpioni hanno Marte di transito, che già è il loro pianeta, quindi sono combattivi, quindi non perdonano niente e nessuno, quindi se gli pestate un piede vi arriva un cazzotto in faccia, quindi state attenti, sono arrabbiati. Però devono sempre sono grintosi e hanno le idee chiare, c'è anche Mercurio, che Mercurio chiarisce la mente. Però c'è Giove sempre opposto e anche Urano, quindi i soldi state attenti, attenti a chi date retta, vi possono proporre degli affari che non corrispondono alle grandi promesse che vi faranno. Chi è nato a cavallo tra la seconda e la terza decade purtroppo ha sempre l'opposizione di Urano che può spingere a cambiare qualcosa che non sapete neanche voi che cosa deve cambiare. Allora ripeto per l'ennesima volta che spesso i transiti planetari, specialmente dei pianeti lenti, non sono altro che così delle sensazioni che possono essere delle inquietudini che vengono a galla, sepolte in noi, che non hanno un perché. Quindi la cosa migliore forse è non dare ascolto, cercare di distrarsi, di prendere tempo, magari andarsi a fare una passeggiata che fa sempre bene, perché è sempre una ottima tattica, quella di prendere in giro le circostanze, diciamo così, a meno che non ci siano problemi seri, problemi reali. Il Sagittario, insomma, anche lui non è un granché perché Venere è quadrata e quindi possono agire, possono fare tante cose, però non si sentono molto amati, non si sentono che c'è qualcosa che non va. Venere è il pianeta che ti fa sentire bene anche in pace con te stesso, quindi in aspetto di quadratura non ti senti proprio perfettissimo, diciamo così, ti manca qualcosa, qualche dettaglio, però tra breve arriverà il corteo zodiacale della corte planetaria, arriva il Sole con Mercurio e quindi a quel punto il Sagittario rinascerà. I Capricorni forse hanno una delle posizioni più felici dello zodiaco in questo momento, perché godono sia dei pianeti positivi dallo Scorpione, una splendida Venere in Vergine che fa trigono a Giove in Toro, e tutti e due fanno un aspetto positivo con il Capricorno. Quindi chi è nato verso la metà del segno, intorno a quei giorni là, è probabile che stia vivendo un momento molto bello, molto
magari ha incontrato una relazione nuova o stanno avendo un grande successo personale, sono molto considerati, vengono riconosciute le loro qualità. Ecco, perché il Capricorno è un segno che ci tiene molto a essere considerato, è un segno che ci tiene molto a dimostrare le proprie capacità. Ecco, tornando alle famose simbologie e al fatto che non sono simbologie fini a se stessi, ma hanno un significato che va letto e ci può aiutare a comprendere o noi stessi o le persone. I segni di terra, come tu, la terra non è la stessa terra per tutti e tre i segni. Il toro è la terra, la terra che produce, è la terra che dà da mangiare, l'orto. La Vergine è la terra delle colline, è la terra dell'equilibrio. Le colline non sono né l'orto né le montagne. Il Capricorno invece rappresenta le vette inaccessibili, proprio se noi vogliamo possiamo osare un'interpretazione di tipo psicologico o di attitudine di personalità. Il Capricorno, tanto per cominciare, è un segno di solitario, ama la solitudine e ama raggiungere da solo la meta, e le cime delle montagne simboleggiano proprio la grande ambizione che in genere nasconde il segno e le persone che gli appartengono. Gli Acquari sono in una fase sempre un po' così, perché Giove è quadrato, Urano pure, i pianeti in Scorpione fanno aspetti negativi e quindi gli Acquari sono tra i segni più abili dello zodiaco. I segni d'aria sono i segni più duttili, più rapidi, più intelligenti, sanno districarsi in ogni situazione. Però i quadrati ci sono, quindi stiano attenti a chi danno retta, non si fidino delle promesse, non firmino carte e pensino alla vita sociale, perché i segni d'aria sono molto socievoli e amano conoscere sempre gente nuova, frequentare gente nuova e frequentare ambienti nuovi. Invitateli a una festa e li fate felici. I Pesci è appena uscito Saturno, che è a cavallo tra i Pesci, sta tornando indietro ed è a cavallo tra i Pesci e l'Acquario, però Venere è opposta. Quindi i Pesci usino questa grinta e questa forza che gli viene dal transito dei pianeti nello Scorpione e potrebbero essere stranamente aggressivi, stranamente combattivi, stranamente, come dire, presi dai soldi e dalla carriera, che in genere non gli interessa, perché i Pesci, come tutti i segni d'acqua, sono molto sentimentali. Però anche Venere è opposta, quindi non sono proprio al top dello stato psicofisico. Magari è solo una sensazione, non si sentono amati. Ecco, questo per fare la carrellata generale di tutti i segni. Ma per riprendere l'argomento dell'approfondimento della simbologia che avevamo cominciato l'altra volta, quando noi analizziamo un pianeta, dobbiamo capire che ha una lettura estremamente complessa e non è solo quella cosa lì. Noi siamo di un segno perché il Sole sta transitando in quel segno lì. Quindi Gio è del Toro perché il Sole, quando è nata lei, transitava nel segno del Toro. Però ecco, l'unica cosa che mi ricordo di Gio è che ha la Luna in Scorpione, come me. Ecco, quindi per esempio, quindi la sua Luna, quindi il suo inconscio, la sua capacità di percepire sono da Scorpiona, non sono più da Toro. Ogni segno ha delle sfaccettature. Difatti noi queste analisi sono generiche. Mi hai citato, eccomi, hai detto qualcosa sul mio conto. È arrivata la zanzara, sì. La zanzara, sì, che cosa hai detto sul mio conto? Che hai la Luna nello Scorpione, perché quello me lo ricordo, perché ce l'ho pure io, chiaramente. Cosa significa in termini pratici? Allora, stavo appunto spiegando. Scusami, in termini pratici significa che la tua sensibilità, la tua percezione, come tu capti le cose, non sei un Toro, sei una Scorpiona. Hai capito? E così funziona l'astrologia. Perché il Toro è un po' più tontolone. No, esatto. Esatto. No, i segni di terra non sono
pratici, vogliono le cose che si toccano, hanno bisogno di risposte vere e tangibili, mentre i segni d'acqua sono più così, con la testa tra le nuvole, sognano, sentono le cose, tra virgolette, più, non ragionano, le sentono con la pancia. Io ho solo sentito il Toro, ma dove siamo arrivati? Li abbiamo fatti tutti, stavamo continuando in un excursus zodiacale, però sei spuntata significa che mi ha già fermato. Sono spuntata perché se mi fanno un cenno, forse c'è la pubblicità adesso? La diamo? La diamo e ci vediamo subito dopo qui con l'oroscopo.